Credo che sia molto amaro verificare che non arrivino indicazioni dal governo centrale e questo lascia amarezza ma soprattutto preoccupazione perché abbiamo bisogno di risposte anche veloci, celeri per poter poi organizzare i servizi. Francesco Rucco punta il dito contro il governo che tace. Servono risposte chiare e certe su come riorganizzare il trasporto pubblico nel post-Covid. È un problema riorganizzare la ripartenza del trasporto pubblico locale perché si fatica ad avere direttive certe anche dal governo centrale, oltre che naturalmente le risorse necessarie perché bisognerà adeguare sicuramente i mezzi in base all'emergenza Covid dal punto di vista sanitario. Se il governo tace, la Regione Veneto invece sta dando le linee guida a cui i comuni in questo momento si stanno attenendo per riorganizzare gli autobus anche in vista della ripresa delle scuole a settembre, quando il meccanismo del trasporto pubblico dovrà girare come un orologio. Noi ci muoviamo in autonomia, abbiamo la Regione che ci dà delle indicazioni e sulla base di quelle ci muoviamo, però spetta poi al governo determinare risorse statali per supportare le società di trasporto pubblico locale e dall'altra poi anche le regole che devono applicare. Il Comune di Vicenza vorrebbe coordinarsi con i dirigenti scolastici e concordare le modalità di accesso al trasporto pubblico sulle basi delle indicazioni che dovrebbero arrivare dal governo centrale, per poi, se necessario, eventualmente potenziare il numero delle corse, così da dare risposte puntuali agli studenti. Oggi però tutto è fermo. Prima di riaprire le scuole c'è solo l'estate. Ora bisogna correre. I tempi sono stretti e quindi stiamo correndo, non sarà possibile fare un'estate tranquilla, sarà un'estate di lavoro da parte di tutte le amministrazioni evidentemente per cercare di dare risposte tempestive.